La medicina di genere non è una nuova branca della medicina, ma è semplicemente un punto di vista diverso che prende in considerazione le differenze esistenti tra maschi e femmine nell'insorgenza di una patologia. La medicina di genere è importante perché è la base per arrivare a quella che è una medicina personalizzata, quindi mette al centro dell'attenzione il paziente, partendo però da quelle che sono le differenze di base esistenti tra maschi e femmine. Sono differenze dovute non solamente a un carattere biologico, quindi dovute al sesso, ma anche di genere, cioè dalle diciamo così, imposizioni socio-economiche della società che ci girano attorno. È importante perché uomini e donne hanno caratteristiche di base diverse, quindi conoscerli ci permetterebbe di applicare quella che è appunto la medicina personalizzata. Un esempio di insorgenza di patologie che sono diverse nell'uomo e nella donna è l'infarto. Hanno caratteristiche, si presentano con una sintomatologia diversa che non è quella tipica dell'uomo per la donna, o meglio, l'uomo ha questo dolore al braccio sinistro e quindi ormai è riconosciuta la sintomatologia, per cui quando va in ospedale le cure sono immediate. La donna presenta sintomatologie diverse, dolore nell'addome, nella parte addominale, sul senso di sudorazione, sensazione di vomito, e quando va al pronto soccorso queste sintomatologie non erano, almeno fino a qualche tempo fa, molto riconosciute, per cui si interveniva tardi e il rischio che l'intervento fosse tardivo e quindi avesse una prognosi infausta era molto alto. Allora, il concetto di medicina di genere a fatica si sta facendo avanti. Ci sono alcune regioni che si sono mosse in maniera estremamente adeguata, quindi sono regioni virtuose, altre che invece ancora sono un po' a rilento nel fare i primi passi. L'osservatorio, la nascita dell'osservatorio per la medicina di genere farà in modo che il piano attuativo indetto dalla medicina di genere, dalla legge per la medicina di genere, possa essere attuato il prima possibile, grazie poi soprattutto a quello che sarà l'intervento delle varie regioni nel favorire lo sviluppo di questo tipo di visione, insomma.